Caomaggiore, papà separato, getta la figlia di 5 anni dal terrazzino del primo piano, poi si butta anche lui, la bimba ricoverata a Treviso, l'uomo illeso ha cercato di scappare, fermato per tentato omicidio. Il racconto del vicino che ha soccorso la piccola e chiamato i carabinieri, il padre sembrava un pazzo, urlava anche 2 notti fa, bisognava intervenire prima. Mamma, arrivo tra 20 minuti, l'ultimo messaggio di Patrick Mentil prima del tragico schianto sulla Feltrina a Pederobba, Castelcucco, le lacrime di papà Walter, era un angelo, avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni. Arrestato in Spagna uno dei 3 presunti sicari di Margherita Ceschini, uccisa a Conegliano secondo la procura per ordine dell'ex marito stanco di pagarle l'assegno mensile. Il controesodo dal Cadore nel fine settimana rischia di mandare in tilt la viabilità, la prefettura predispone un piano di sicurezza con le forze dell'ordine. Allerta meteo per le abbondanti piogge in arrivo nelle prossime ore e per tutto il weekend. 10 centimetri di pioggia in 2 giorni secondo il meteorologo Iannicelli, monitorati i fiumi. Il film Io capitano di Matteo Garrone, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e vincitore del premio alla regia, inserito nella short list delle pellicole candidate come miglior film straniero. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre con quanto accaduto nel veneziano a Cinto Caomaggiore. Un papà separato ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzo del primo piano, poi si è gettato a sua volta tentando il suicidio. A lanciare l'allarme i vicini di casa. La bimba ora è ricoverata all'ospedale di Treviso. Lui era fuori completo, sembrava posseduto, io con la testa, petto nudo, diceva frasi stranissime. Non si ricorda cosa? Da suicidarsi, adesso chiudo gli occhi e moriamo tutti. È ancora sotto shock il vicino di casa del 43enne che la scorsa notte ha gettato la figlia di 5 anni dal terrazzino del primo piano del proprio appartamento, lanciandosi anche lui subito dopo, rimanendo illeso. Momenti terribili che hanno sconvolto via Tiepolo. Erano circa le 23 quando le urla hanno destato l'attenzione dei residenti della zona di Cinto Caomaggiore. Prima di buttarla fuori l'ha chiusa, dopo la bambina ha iniziato a battere, sentavamo dei pugni, io sono corso giù in giardino per andare praticamente sotto quella pila a vedere se potevo fare qualcosa e nel mentre lui è uscito e l'ha gettata, insomma. Dopodiché si è buttato subito lui. Io non ho visto tutta la scena perché nel mentre scendevo lui l'ha presa e l'ha gettata, perché il mio confinante ha detto l'ha buttata, io sono corso giù e ho fatto il giro perché abito qua dietro. E c'era sto ragazzino che è riuscito a scavalcare, a prendere la bambina, poi me l'ha data a me e con altri gli hanno corso dietro. Fuori di sé e a torso nudo, è in questo lo stato che i testimoni dell'accaduto riferiscono aver trovato l'uomo che da qualche tempo vive da solo nell'appartamento del piccolo paese di poco più di 3.000 abitanti. Separato dalla compagna aveva in affido la piccola bambina per le vacanze di Natale, un gesto sconsiderato che i residenti della zona non si spiegano. Ho chiamato io per primi carabinieri e io abito su le case quelle dopo. Ma il giorno prima? Anche la notte prima, specialmente la notte prima, alle 4 del mattino mi sono affacciato che lui è dato di testa e lì per lì pensavo fossero dei ladri, qualcuno, abbiamo lasciato stare. Ieri sera alle 11, come abbiamo risentito, sono sceso e ho chiamato subito i carabinieri. Lui ce l'aveva secondo me al telefono con la moglie che non era qua presente, ex moglie non lo so. E poi come abbiamo sentito la bambina piangere ho chiamato subito. Bambina che miracolosamente non è in pericolo di vita nonostante il trauma cranico riportato. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che hanno provveduto immediatamente a stabilizzare la piccola per poi trasportarla in codice rosso all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è attualmente ricoverata nel reparto di pediatria assistita dalla madre. Il racconto di quei momenti ancora scolpito in chi l'ha soccorsa. Piangeva e basta, povera. Era tutta traumatizzata, balbettava, aveva tutti i capelli pieni di sangue. Ha risposto alle domande? Sì, dopo ha detto anche che aveva 5 anni, come si chiamava, bene o male dopo si è tranquillizzata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro. L'uomo ancora fuori di sé è stato portato in ospedale dove è tuttora piantonato in stato di fermo come indiziato di delitto con l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Dopo le prime urla di 2 notti fa si sarebbe potuto intervenire subito, lamentano alcuni residenti di via Tiepolo, accanto a loro anche il sindaco, da subito in prima linea, che dice non era una famiglia fragile.
La sera prima si sono sentite delle urla, però non avevamo capito chi era ed è morta lì. Poi il giorno dopo è risuccesso. Io gli ho scritto per capire lui se aveva sentito qualcosa, perché il sospetto c'era, e lui mi ha detto che non ho sentito niente. Ecco, questo era una cosa talmente strana che fosse lui, perché lo conosciamo come persona tranquillissima. Quindi. Mi rode che, ripeto, io dalla via dopo ho sentito la notte prima e quelli della palazzina stessa nessuno ha chiamato prima, perché non è possibile, dai. Sono sgomenti i residenti di via Tiepolo per il dramma accaduto. Dopo le urla sentite la notte prima si chiedono come mai nessun vicino nella palazzina abbia avvertito i carabinieri già il giorno precedente. Un uomo tranquillo, raccontano tutti, tra loro anche il sindaco, in prima linea subito dopo aver ricevuto la notizia. Una famiglia questa che sicuramente non ha avuto a che fare con servizi, con i nostri servizi sociali, non era una famiglia fragile, era una famiglia tranquilla. Ho sentito la madre della bambina, la bambina sembra fuori pericolo, delle informazioni che ho, è monitorata, è sotto controllo ed è questa la notizia più importante. Sollievo da parte del primo cittadino di Cinto Caomaggiore, piccolo comune sconvolto da un fatto che nessuno avrebbe sospettato potesse accadere. La madre è lì con la figlia, adesso stava chiaramente scossa, lei mi fa attenzione, sono qui con lei, non ho ancora, vi fa cognizione piena di tutto quello che sta accadendo e nelle prossime ore avrò più contezza, so che ha sentito un legale anche per avere insomma, una posizione gestita, ecco, ma adesso accadrà quello che accadrà, siamo qui. Il sindaco in stretto contatto fin dalle prime ore con la madre della piccola di 5 anni ricoverata in pediatria al Caffoncello per il trauma cranico riportato a causa della caduta dal terrazzino. Cosa secondo me anche importante è che anche la madre stessa mi ha sottolineato che non c'era sospetto di violenza, non si sta parlando di un padre violento che in qualche maniera abbia mai manifestato degli atteggiamenti o in qualche maniera ha fatto capire di essere pericoloso. Questo no, l'ha escluso lei stessa, quindi quello che è accaduto sembra un classico esempio di fulmine a ciel sereno che adesso gestiremo. In primo piano poi il tragico schianto di ieri sera lungo la Feltrina a Pederobba, dove ha perso la vita Patrick Mentil, che avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni. Resta il suo ultimo messaggio alla mamma: arrivo tra 20 minuti. A Castelcucco le lacrime di papà Walter, che dice ai nostri microfoni era un angelo. No, aspetta, no. Anche la camera si abbassa di fronte alle lacrime di un papà distrutto dal dolore, perché Walter Mentil, con la moglie e il secondo figlio, hanno solo lacrime per sfogare la disperazione per la morte del loro Patrick. Un figlio esemplare, un figlio che non mi ha mai dato un problema, è sempre stato uno sportivo pieno e sempre leale con tutti. Walter ricorda la passione di Patrick per la bicicletta. Ha corso anche a alti livelli, quindi si allenava spesso, però anche quei ragazzi della Termopiave dove è cresciuto, del vivaio dove è cresciuto, l'ultimo anno ha dato una mano a portare fuori i ragazzi con le bici, era volontariato anche alla fine, per i bambini, per i giovanissimi. E cosa posso dirti? Un figlio squisito, una roba che... una roba pazzesca. Era sempre attivo, aveva adesso una community di non so quanti ragazzi, centinaia, e faceva sto lavoro di business marketing, network marketing. Poi il ricordo delle ultime parole al telefono con la mamma. E ha detto 20 minuti arrivo, poi doveva andare a salutare un amico che parte per l'Erasmus in Olanda, quindi era sempre impegnato, sempre così un po' così. Coraggio. Sì, un angelo. Era un angelo, era un angelo. Castelcucco, paese di Patrick, è una comunità sotto shock, ancora gravi intanto 2 dei 3 feriti nello schianto frontale. Sto costruendo una community di amanti dell'adrenalina con cui vivere le esperienze più assurde nei posti più belli del mondo.
Patrick le raccontava così su Instagram le sue avventure tra sport, viaggi e adrenalina. Inseguire i propri sogni, una delle frasi più ricorrenti, ora che dopo aver corso come ciclista professionista con il World Service Marchiol Vega, lo stesso team di Davide Rebellin, aveva scelto mentre studiava all'Università di Padova di guadagnarsi da vivere come influencer con la rubrica Project No Limits. Vitalità ed entusiasmo, quelli di Patrick Mentil, spezzate a pochi giorni dal suo 23° compleanno sulla Feltrina a Onigo di Pederobba. La sua Audi A3 che durante un sorpasso impatta frontalmente contro una Land Rover, a bordo 3 ragazzi di Montebelluna. Due di loro, entrambi 27enni, sono ancora in prognosi riservata, in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica. A Castelcucco intanto in pochi minuti la notizia ha travolto tutti, a partire dal sindaco. Siamo tutti quanti scossi ancora, è difficile accettare una novità di questo genere. Anche i miei figli appunto stamattina lo piangono. Scusatemi se sono ancora scosso, ma la cosa è particolare, devo trovare anche un momento di serenità per andare a trovare la famiglia. E fatalità, anch'io ieri sera arrivavo da Treviso e purtroppo la fatalità ha voluto che i carabinieri mi dirottassero fuori dalla Feltrina e nel reimettermi mi sono reso conto della gravità dell'incidente. Un giovane speciale attivo anche nel volontariato con il gruppo Castelcucco Young e che il primo cittadino aveva premiato un paio d'anni fa. Lui aveva partecipato al Giro d'Italia dilettanti e per una realtà piccola come la nostra era motivo di orgoglio, per cui avevamo ritenuto opportuno di premiarlo. Un lutto che ha spinto il comune e la parrocchia a sospendere le iniziative dell'Epifania, dal concerto per la vigilia in piazza alla consegna delle calze ai ragazzini. Assolutamente sì, doveroso nel rispetto della famiglia Mentil che sono castelcucchesi doc. Ci è sembrato doveroso assolutamente procrastinare questo evento. Intanto la comunità si aggrappa a quei video, a quel volto sorridente, alla gioia di Patrick tra surf e snowboard. Lui che vedeva davanti a sé un futuro ricco di esperienze, ora finite per sempre. E sai che c'è? Oggi uso tutto questo per vivere la vita per me più figa in assoluto. 3, 2, 1, girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Now can I get a cook? L'omicidio conegliano di Margherita Ceschin, che secondo la procura fu uccisa su mandato dell'ex marito stanco di pagarle l'assegno mensile. In Spagna è stato rintracciato e arrestato il secondo dei 3 presunti esecutori materiali del delitto. Stiamo proseguendo le indagini nei confronti degli altri 2 soggetti che secondo noi sono gli esecutori materiali insieme a Lorenzo Antonio. Così aveva dichiarato lo scorso 25 luglio il procuratore di Treviso Marco Martani, annunciando i primi 4 arresti per l'omicidio su commissione a Conegliano della 72enne Margherita Ceschin, trovata morta a fine giugno nella sua abitazione. Mercoledì sera El Vendrell, 70 km da Barcellona, è finito in manette José Luis Mateo Garcia, 29 anni, dominicano, considerato uno dei 3 esecutori materiali del delitto in concorso con Sergio Antonio Lorenzo, già in cella, e con il fratello di quest'ultimo, Joel, tuttora ricercato. Da ottobre su José Luis Mateo Garcia pendeva un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Treviso. Il giovane è stato rintracciato al termine di una specifica attività di localizzazione svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia su attivazione di procura e carabinieri. È stato dunque preso in custodia dalla Polizia Nazionale Iberica in attesa di essere consegnato alle autorità italiane. Gli investigatori sapevano che 2 dei presunti responsabili del delitto erano ritornati in Spagna, da dove erano arrivati espressamente per commettere l'omicidio, i cui mandanti vengono considerati l'ex marito della vittima, il 79enne Enzo Lorenzon, e la compagna 32enne di Lazy Guzman. La mattina dopo dell'omicidio li possiamo seguire nel loro percorso, verosimilmente a bordo del Freelander del Lorenzon, fino alla frontiera di Ventimiglia. All'appello manca dunque solo uno dei presunti killer, ma l'arresto di Matteo Garcia mette un altro punto fermo. Eravamo fiduciosi che questo avvenisse, anche perché la città era stata sconvolta da un ennesimo caso di femminicidio e ci aspettavamo tutti questa conclusione. Grazie alle forze dell'ordine abbiamo fiducia nella giustizia, ma ci aspettiamo una pena esemplare. Lo sforzo fatto dalle forze dell'ordine è stato encomiabile e hanno fatto delle indagini incredibili, il risultato è stato ottenuto, adesso ci affidiamo alla giustizia e speriamo che questa persona
debba e rimanga in carcere molto 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 a lungo. Un grave lutto ha colpito l'assessore regionale Roberto Marcato. È morta la mamma Rainelda Pavanetto. L'ha annunciato lo stesso Marcato su Facebook postando una foto con la donna e un messaggio. Bevi il caffè? Questa mattina non l'ho sentito. Grazie per l'uomo che sono diventato. Grazie per la forza che mi hai sempre dato. Grazie per i miliardi di momenti straordinari che mi hai regalato. Ti voglio bene, mamma. Le parole dell'assessore Marcato. Fine delle vacanze e traffico che si impenna per quanti domenica dopo pranzo scenderanno dal Cadore. Si prevedono ore di incolonnamento come e più che dopo il ponte dell'Immacolata. La prefettura predispone per questo motivo la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine. Traffico in costante aumento su strade e autostrade. Secondo ANAS, nel fine settimana dell'Epifania circa 3,5 milioni di persone si metteranno in viaggio per rientrare in città dopo le vacanze natalizie. Molte scenderanno dalle montagne verso valle e la prefettura di Belluno se ne preoccupa. Le nostre arterie stradali saranno presidiate, quindi lo sforzo che lo Stato metterà in campo sarà notevole. Do un po' di numeri: 40 pattuglie dei carabinieri in questi 3 giorni, 7 equipaggi di cui 3 della stradale, 1 della finanza e 3 dei carabinieri dedicati alla sola Alemagna, che è l'arteria che sarà sicuramente più stressata. Però diciamo, rispetto agli altri anni abbiamo una variabile esogena, se così la possiamo definire, che un po' ci impensierisce, che sono le condizioni meteo avverse, quindi le nevicate annunciate dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto. Quindi un appello agli automobilisti: non mettetevi in marcia privi di idonee dotazioni pneumatiche da neve o catene a bordo. Nel periodo natalizio il traffico è cresciuto del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022 e sia per sabato 6 gennaio che per domenica 7 è prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. La strada statale Alemagna quest'anno sarà interessata anche da 3 cantieri olimpici, i 3 cantieri delle varianti, quindi invito gli automobilisti a armarvi anche di pazienza, perché ci saranno dei punti che strutturalmente saranno un po' più difficili da superare per la presenza di alcuni cantieri che restringeranno la carreggiata. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Prima della pubblicità abbiamo parlato del rientro dalle vacanze, rientro che sarà bagnato dalla pioggia, dal maltempo in generale, per una perturbazione che porterà fino a domenica sera piogge con almeno 10 centimetri d'acqua in pianura e che in montagna diventeranno ben 35 centimetri di neve. Tra venerdì, sabato e domenica si prevede, è una previsione per carità, ma circa 100 mm di pioggia. 10 centimetri d'acqua in un solo fine settimana. C'è preoccupazione per l'allerta meteo diramata nel pomeriggio di oggi dalla Regione Veneto per criticità idrogeologica nel bacino Piave-Pedemontano e per criticità idraulica nei bacini Brenta-Bacchiglione-Alpone. Questa quantità, che corrisponde a 100 litri di pioggia per ogni metro quadro di suolo, naturalmente in modo teorico però anche pratico, e quindi è una quantità di pioggia che normalmente cade in più del tutto il mese di gennaio. L'ondata di maltempo inizierà nella serata di venerdì per poi intensificarsi in nottata. Sabato avremo il clou, una giornata all'insegna della pioggia, pioggia molto abbondante, e per domenica in gran parte ancora pioggia, poi il tempo migliorerà, diciamo un'attenuazione dei fenomeni nella seconda parte. Pioggia intensa che in quota diventerà neve. Tanta neve in montagna, la quota intorno ai 1000-1200 metri, però ci si aspetta almeno nelle nostre Alpi anche 30-35 centimetri di pioggia. Preoccupazione per le piogge ma non per il vento. Il vento potrà avere dei rinforzi localmente dai quadranti settentrionali, ma non dovrebbe essere più forte di tanto, ecco, qualche rinforzo. Una perturbazione intensa ma tutto sommato di breve durata. Da lunedì addirittura è previsto il cielo sereno e quindi con un tempo più stabile. Attenzione però alle temperature che caleranno vistosamente. Per la prossima settimana invece avremo un paio di gradi, anche 3 gradi temporaneamente sotto lo zero, quindi avremo qualche gelata notturna anche in pianura. E allora andiamo sull'altopiano dei 7 comuni e sul Grappa, dove è già scesa la prima neve.
Il maltempo era stato annunciato ed è arrivato puntuale sul Bassanese e sui rilievi. Anzi, a dire la verità, è arrivato pure un po' in anticipo. Già, perché se nella Pedemontana piove da questa mattina, come da previsioni, sull'altopiano dei 7 comuni e sul Monte Grappa sono scesi i primi fiocchi. La neve era prevista per l'Epifania e domenica, ma solo nelle zone più alte. Invece a Gaglio nevica già da qualche ora, idem per Campomulo, il Verena, il Caberlaba e tutte le zone più alte del comprensorio. Una boccata d'ossigeno anche per il turismo, che si era trovato a corto di neve durante le feste. Nevica anche sul Grappa, dove la quota base per l'arrivo dei fiocchi è stata più bassa del previsto. La perturbazione dovrebbe rimanere in zona per un paio di giorni, con i fenomeni in esaurimento nel pomeriggio di domenica. Poi arriverà il freddo, quello vero, che in montagna e pure in pianura non si è ancora visto in questo inverno anomalo. La colonnina di mercurio potrebbe precipitare fino a 10 gradi sotto zero in altopiano, con temperature piuttosto rigide anche a Bassano e dintorni. I comuni, anche quelli che si devono occupare della spalla fra montagna e piano come Marostica e Valbrenta, hanno già predisposto il piano neve e nel mirino delle amministrazioni c'è la consueta operazione di spargimento di sale e ghiaino per evitare il tanto temuto gelicidio. Il film Io Capitano di Matteo Garrone, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e premiato come miglior regia, continua a gonfie vele la sua corsa verso gli Oscar 2024. Il film italiano Io Capitano del regista Matteo Garrone, presentato all'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in concorso al Lido e poi entrato anche nel palmarès dei premiati per la migliore regia, prosegue a gonfie vele la sua corsa verso l'America e gli Oscar 2024. Il film è infatti entrato nella short list, ovvero l'elenco dei 15 migliori titoli, a cui poi si arriverà alla cinquina finale, per essere votati dall'Academy, di cui fa parte, tra l'altro, anche il direttore della Mostra di Venezia, Alberto Barbera. Già far parte di questo ristretto novero di titoli è una grande soddisfazione, così il regista aveva parlato lo scorso settembre nella nostra intervista al Lido. L'idea, del film nasce dal desiderio di raccontare questo viaggio che fanno questi due ragazzi attraverso l'Africa, questi due migranti, per cercare di raggiungere l'Europa dal loro punto di vista. Diciamo che siamo abituati qui in Occidente ormai da anni a vedere le immagini di questi barconi che arrivano, sempre con la macchina alla presa puntata dall'Europa verso il Mar Mediterraneo. Invece l'idea è stata quella di cambiare completamente la prospettiva, mettere la macchina presa dall'altra angolazione in una sorta di controcampo e raccontare quello che vuol dire fare il viaggio dalla loro angolazione. Il sogno di questo viaggio dunque continua. Nel caso specifico Capitano si parla anche di una migrazione che è legata a dei giovani che vengono da una povertà tutto sommato dignitosa, che avrebbero da mangiare ma che hanno questo sogno legittimo, umano, di voler viaggiare, di voler cercare un futuro migliore, di voler magari poter accedere a un mondo che gli sembra dorato dal loro punto di vista, perché non dimentichiamoci che la globalizzazione è arrivata forte anche lì. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La Befana porta alla pioggia. Un'intensa perturbazione di passaggio sull'Italia sarà a causa di un diffuso maltempo. Il dettaglio di sabato 6 gennaio. Sul Veneto avremo precipitazioni ovunque, saranno estese e frequenti con accumuli anche abbondanti. Quota neve sui 1100-1300 metri sulle Dolomiti, 1300-1500 metri sulle Prealpi. Temperature stazionarie o con lievi e locali aumenti, minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 8 e 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni estese e in genere intense. Quota neve fino a circa 1100-1200 metri sulle Alpi e fino a fondovalle nel Tarvisiano. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-13 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà perturbato con rovesci ovunque, limite delle nevicate fra 800 e 1200 metri. Temperature minime tra 1 e 2 gradi, massime sui 7 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.